Roma cura Roma, oggi pulizia collettiva della città, centinaia gli appuntamenti con migliaia di cittadini coinvolti. In diretta Elena De Vincenzo. E noi ci troviamo in uno di quei punti, siamo sul Lungotevere, lo vedete, ci sono ancora volontari al lavoro per raccogliere i rifiuti. Quello che accade qui avviene contemporaneamente in tante altre zone della capitale, ma anche in periferia fino ad Ostia. Qui la raccolta avviene anche con i più esperti, naturalmente via acqua sul Tevere per le sponde, soprattutto plastica, vetro. Nei sacchi della raccolta, questi qui, si trova di tutto, dai vestiti agli elettrodomestici. I rifiuti posizionati in punti concordati dove poi arriveranno gli addetti dell'azienda municipale di Roma per l'ambiente a ritirarli. Iniziativa significativa nei numeri, quasi 400 le realtà coinvolte, dai comitati di quartiere alle associazioni internazionali, 14.000 le adesioni. Noi abbiamo incontrato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sentiamo le sue parole e poi linea allo studio. Si sta facendo il rafforzamento della polizia giorno dopo giorno, a fianco del nostro piano per dotare la città di impianti adeguati. A Roma ci sono pochi impianti di economia circolare, di trattamento e valorizzazione dei rifiuti, e vanno realizzati come in tutte le altre grandi capitali europee, e noi lo faremo. Venezia, tornano le grandi navi ma al porto di Marsiglia.